L'incendio appiccato nei giorni scorsi al Parco della Dolorata ha spinto Nino Cuffaro, segretario del PD cittadino, a tornare sull'argomento, sottolineando che da anni diverse associazioni denunciano lo stato di abbandono del parco e proprio per questo hanno lanciato una petizione per il recupero dello stesso, che è stata presentata al sindaco agli inizi del mese di settembre. La prima richiesta delle associazioni, afferma Cuffaro, è stata la messa in sicurezza del patrimonio arboreo. Infatti nella nota è detto a chiare lettere che per parlare del futuro del parco è necessario innanzitutto mettere con urgenza l'area in sicurezza dal rischio incendi. Oggi sterpaglie, erba secca del sottobosco e rifiuti che abbondano ovunque sono una miccia pericolosissima per la sopravvivenza del parco. Il comune, dicono nella nota, non ignori il problema perché sarebbe un'omissione gravissima, ma il comune, nonostante l'impegno formale del sindaco a chiedere l'intervento della forestale, ha disatteso nei fatti l'appello, conclude Cuffaro. Le conseguenze sono quelle che si vedono: il parco è stato incendiato e parzialmente distrutto e, secondo il PD, ne è fortemente responsabile l'attuale amministrazione che governa la città.